Fine luglio 1866. Al termine della terza guerra d'indipendenza, le truppe italiane entrano a Udine. 7 mesi dopo, verso le 14 del 1 marzo 1867, accogliendo a Venezia l'invito di una delegazione friulana formata da Titta Cella, Francesco Rizzani e Francesco Tolazzi, arriva in città per celebrare l'evento nell'imminenza delle elezioni politiche l'uomo che agli occhi dei più incarna meglio di ogni altro il risorgimento e l'unificazione, Giuseppe Garibaldi. Le cronache dell'epoca, presentandolo enfaticamente come eroe leggendario, eroe del popolo, duce dei mille, sommo patriota, liberatore, messia degli oppressi e amanti di questo passo, descrivono frotte di persone, camicie rosse e veterani in testa, che intasano le strade, a cominciare dalla stazione, dove le bande musicali, pronte all'accoglienza, sventolano i vessilli delle cittadine di Palmanova, che ospiterà Garibaldi il giorno dopo, e poi Spilimbergo, San Giorgio di Nogaro, Cividale, San Daniele, Osoppo, Gemona, Tolmezzo e così via. E non mancano, come troviamo ancora scritto sulla stampa dell'epoca, le bandiere della emigrazione istriana, triestina, goriziana e tirolese. Accompagnato da altri protagonisti risorgimentali, quali Benedetto Peiroli, cittadino onorario di Udine, Francesco Cucchi, Giovanni Pantaleo e altri, il generale, salito su una carrozza e seguito da un lunghissimo corteo, sfila tra edifici imbandierati e infiorati e sfila attraverso Borgo Aquileia e poi le vie del Duomo, Cavour e Poscolle, sostando con l'illustre scrittrice Caterina Percoto e discorrendo principalmente delle terre irredente, e poi raggiunge Piazza del Fisco, che sarà poi ancora oggi Piazza 20 Settembre, per giungere infine in Piazza dei Barnabiti, poi e ancora oggi Piazza Garibaldi. E lì, in Piazza Garibaldi, parla dal balcone centrale di Palazzo Mangilli. «Popolo valoroso», esclama fra le altre cose, «finalmente è soddisfatto il mio desiderio di vederti libero e unito alla grande famiglia italiana, a cui eri ben degno di appartenere dopo tante sofferenze. La tua generosità mi è ben nota». Garibaldi dichiara poi che il suo più ardente desiderio è quello di lottare per acquisire le terre non ancora liberate e per avere Roma come capitale, concludendo: «Voi, bravo popolo, sarete l'avanguardia della famiglia italiana». Nelle ore seguenti riceve rappresentanti della provincia e varie deputazioni, Guardia Nazionale, veterani reduci, difensori d'Osoppo, associazione agraria e così via. Quindi viene proclamato presidente onorario della società operaia ed esalta le scuole popolari e l'istruzione dei lavoratori. Altri suoi discorsi e discorsi dei suoi fedelissimi si tengono di sera in uno straripante teatro Minerva. Sollecitato dal pubblico a pronunciarsi sul clero cattolico, Garibaldi, pur dicendo che vi sono anche i preti buoni, cioè nella sua ottica favorevoli alla causa italiana, esclama: «I preti sono nemici d'Italia, una masnada di ciarlatani, ma sarebbe male schiantarli con la violenza, come pur meriterebbero. Oggi che siamo forti, non credo vi sia bisogno di ricorrere alla violenza per sanare l'Italia da questo morbo. Lasciateli a sé, che dovranno cadere da se stessi. E dovete dire ai vostri rappresentanti che i milioni dell'alto clero vanno spesi a beneficio del povero che ha fame». Nonostante l'invito alla calma, gli animi sono accesi e 2 settimane dopo una nutrita folla manifesta contro l'arcivescovo di Udine, Andrea Casasola, tacciato di austriacantismo, reo di aver proibito la recita dell'Oremus pro Rege per il compleanno del re. Fra urla, fischi, ingiurie e minacce, la sede arcivescovile viene invasa. Immagini della Madonna e stemmi del presule vengono lordati. Molti sono i vetri infranti. Frasi intimidatorie vengono scritte sui muri. Interviene la forza pubblica e il Casasola, nascostosi dapprima in un vicino convento, si rifugierà poi per oltre un anno nel suo palazzo. Il risorgimento era anche questo.
15 anni dopo, morto Garibaldi il 2 giugno del 1882, la sua visita a Udine del 1867 fu immortalata con l'apposizione sulla facciata di Palazzo Mangilli di una targa, tuttora presente, concepita dal poeta e patriota palmarino Piero Bonini. E un anno dopo, 10 giugno 1883, durante un'imponente manifestazione, fu svelato sul Colle del Castello un enorme busto di Garibaldi, opera eseguita gratuitamente dallo scultore Andrea Flaibani. Ma soprattutto, dopo la scomparsa di Garibaldi, Udine fu tra le prime città italiane a mobilitare l'opinione pubblica e la mobilitò per l'erezione di un memorabile manufatto. La Società dei Reduci delle Patrie Battaglie, presieduta da Augusto Berghins, che era garibaldino, combattente, esponente della corrente democratica udinese e massone, nominò una commissione per la raccolta di fondi. La commissione fu presieduta da Gabriele Luigi Pecile. Così, in nome di un ideale laico e civile che, affermatosi in epoca risorgimentale, necessitava nell'Italia unita della propria iconografia e di propri artisti, si attivarono privati, esponenti della piccola borghesia, anonimi cittadini e associazioni di artigiani, e questo anche tassandosi per realizzare un'opera considerata assolutamente doverosa. Ma gli introiti giunsero altresì da enti pubblici e poi da feste, lotterie, pubblici spettacoli. L'opera rispecchiava un'ambizione celebrativa notevole. Infatti, come stava avvenendo a Torino, Milano o Roma, si intese adattare un'intera piazza, abbattere alberi e creare un fondale architettonico in cui collocare una scultura che doveva imporsi per dimensioni e significato. Coinvolte le autorità, la procedura fu lunga e complessa. Uomini probi e stimati, come si diceva, furono chiamati a gestire le donazioni e infine un giurì, presieduto dal celebre architetto e scrittore Camillo Boito, scelse uno dei 32 bozzetti presentati da 25 artisti. Il numero 17, distinto dal motto Victor, opera del veneziano Guglielmo Michieli. L'incisore Carlo Santi, dal canto suo, coniò una medaglia commemorativa con iscrizione di Francesco Poletti. Il 29 agosto 1886 l'inaugurazione del monumento assai apprezzato in Italia anche da parte di testate nazionali e ancora oggi al centro della piazza udinese, piazza Garibaldi per l'appunto, fu affollatissima e solenne come non mai.